l'ex presidente della provincia Zaccariotto non ha rinnovato la tessera entro giugno, di conseguenza non risulta più essere iscritta alla Lega Nord. Se la temperatura della febbre nella Lega Nord veneziana si può misurare, il termometro è anche questo. C'è un nome che manca dal 30 giugno, tempo limite per il rinnovo delle tessere, e non è un nome qualunque. Da 3 mesi Francesca Zaccariotto non ha sciolto le sue riserve, né sembra volerlo fare a breve. Lo dice senza mezzi termini il neo segretario provinciale della Lega di Venezia, Alberto Semenzato. Lo conferma la stessa Zaccariotto. Non ho fatto proteste clamorose, dice il presidente della provincia, ma questo è il segnale del mio disagio. E conferma, non ho rinnovato la tessera. Lapidaria e decisa. Una situazione che rischia di diventare un clamoroso boomerang in vista delle elezioni comunali di Venezia 2015, quelle nelle quali il nome della Zaccariotto è tra i più gettonati per portare una vittoria al centrodestra. Nel carroccio veneziano le tensioni sono tutt'altro che ricomposte. A poco sembra essere servito avere un nuovo segretario provinciale di Venezia, l'ex vice sindaco di Milano Alberto Semenzato, a chiudere un commissariamento durato troppo. Nel veneziano da sempre si vive un dualismo al vetriolo tra l'area di Venezia, terraferma, con il Veneto orientale, tanto che di questo territorio esiste un altro segretario, Maurizio Malizia, al timone dal febbraio scorso. Una tensione esplosa dopo l'espulsione di Flavio Tosi nel 2013, acuite pochi mesi dopo dalla clamorosa sconfitta della Lega Nord alle elezioni di Sandola di Piave, crollo della roccaforte della Zaccariotto dopo 10 anni. Da allora il numero 1 di Ca' Corner è sempre stata critica e dura con i vertici del partito e con i dirigenti locali. Il mio è un malessere di chi ha visto le cose peggiorare nei rapporti e nelle scelte della Lega Nord veneziana, attacca Francesca Zaccariotto, che non ha mai nascosto le sue battaglie con i tosiani. Il suo futuro politico è oggetto di indiscrezioni più disparate, a cominciare da un addio alla Lega. Lei resta ferma e solida nella sua posizione, ma non svela per ora cosa accadrà. Dall'altra parte c'è una Lega Nord che cerca di ricompattarsi, obiettivo Cafassetti 2015, e non sembra esserci almeno ora preoccupazione sul caso Zaccariotto, il carroccio vuole andare oltre. Valuteremo con le militanze di Mestre Venezia e Interland, di conseguenza poi avremo dialogo con gli altri partiti. Abbiamo già un nome, però momentaneamente è top secret. Resta la sensazione che ci si avvicina a una resa dei conti in piena regola. La Lega Nord veneziana nel nuovo corso ha chiaro un obiettivo e dei messaggi inequivocabili. Innanzitutto la meritocrazia, e questo assolutamente è un punto. E seconda cosa, chi come in passato ha tentato di farsi gli affari propri, assolutamente questa gente la prenderemo a calci nel culo.